ringrazio Lara, ringrazio gli amici di STEP, ringrazio Marco Bentivogli del Comitato Scientifico di STEP che mi ha coinvolto. E io sono sempre molto felice di queste occasioni di divulgazione scientifica e di cultura con la società civile, anche perché io sono un professore universitario, sono un ricercatore e ricevo dei fondi pubblici da parte del Ministero, da parte degli enti di ricerca, e io sono un europeista convinto e grazie a Dio c'è Bruxelles con i fondi competitivi europei della Commissione europea e del Consiglio europeo della ricerca, e una delle funzioni a fronte di tutti i soldi, di tutti i finanziamenti che ci danno, è anche informare la società civile di quello che si fa. E devo dire che da italiano sono particolarmente orgoglioso perché in Italia abbiamo una comunità di robotica, sia per quanto riguarda la grossa tradizione in campo manifatturiero, in campo industriale, so che se ne è parlato, sia per quanto riguarda le start-up, i centri di ricerca, l'Istituto Italiano di Tecnologia, i laboratori universitari, e siamo, diciamo, ce la giochiamo con i francesi e con i tedeschi a livello europeo. E anche a livello internazionale, diciamo, siamo sempre, ecco, insomma, sulla cresta dell'onda. Insomma, viva Dio, è uno dei settori in cui pensate che, visto che ho menzionato i fondi europei, nella robotica c'è un saldo positivo. L'Italia contribuisce al budget comunitario per la ricerca, credo con una percentuale intorno al 7% attualmente. Beh, in robotica tornano indietro finanziamenti dell'ordine del 13%. Per non parlare poi di tutti i ricercatori italiani che operano in istituzioni estere. Quelle non contano nell'ambito del budget, però comunque ci sono parecchi cervelli, parecchi talenti che poi trovano spazio fuori. Io questa sera vi parlerò di robotica e di salute, però diciamo, Lara l'ha menzionato in maniera brillante. Quest'anno è un anno particolare, perché per esempio al Consumer Electronic Show, il CES, che si fa a Las Vegas ogni anno, la prima settimana di gennaio, è stata l'esplosione della robotica ed è stata, diciamo, ora l'argomento del giorno è quella che va sotto il nome di Physical AI, cioè di intelligenza artificiale fisica. Quindi io nella parte introduttiva non potevo fare a meno di inquadrare il contesto non solo scientifico, ma anche, diciamo, sociale, anche da un punto di vista proprio antropologico, in cui questa tecnologia sta crescendo grazie a un boost che avviene proprio per questa onda, perché penso che chiunque di voi abbia quantomeno interagito, provato a interagire con un'intelligenza artificiale di tipo generativo. Parlo di ChatGPT, parlo di Claude, Gemini, ce ne sono diverse, no? Insomma, quindi in qualche modo vogliamo capire qual è l'impatto di questo fortissimo gradiente tecnologico sullo sviluppo di una tecnologia che nella chiacchierata di stasera riguarda diciamo, di portare dei benefici per l'essere umano. Diciamo, si parlerà di salute, si parlerà di well-being. Io sono al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia e Informazione della Federico II e mi interesso di robotica ormai da 40 anni. E io ho fatto il primo ciclo di dottorato di ricerca. Sapete bene che il dottorato di ricerca, che è l'equivalente del PhD, è stato introdotto nel sistema universitario italiano solo con una riforma del 1980. Io mi sono trovato al momento giusto, mi sono laureato in ingegneria elettronica nell'82 alla Federico II e non mi è parso vero di occuparmi di tematiche di robotica per me che avevo letto libri di fantascienza, libri di cibernetica, libri di Isaac Asimov nell'età adolescenziale, per cui, visto che ero bravo a studiare, il fatto di continuare a studiare e di poter occuparmi di queste cose, veramente poi ho trovato la mia strada. Che cos'è un robot? È chiaro che se chiediamo diciamo, alla persona della strada, è chiaro che l'immaginario collettivo tende a vedere il robot sempre come un androide che parla, cammina, sente commovenze assolutamente paragonabili a quelle dell'essere umano. E tra l'altro una delle grandi aspirazioni dell'uomo è sempre stato quello di infondere la vita nei propri artefatti, in quello che l'uomo andava, diciamo, a realizzare. E io spesso quando inizio il corso, ormai sono 40 anni che insegno, diciamo, robotica, c'è un corso che si chiama Foundations of Robotics alla Federico II, che insegno ogni anno, comincio sempre con una
diciamo, un piccolo affondo cinematografico, perché poi la cinematografia è un'altra delle mie passioni. E questo è un film che risale a 35 anni fa e c'è una sequenza iconica, Wall-E. È la fine del mondo, il mondo è finito, questo è un The Day After a tutti gli effetti e il robot spazzino Wall-E vede le macerie del mondo, cioè si guarda intorno e cerca di capire che cosa è successo, vede degli oggetti, cerca di acquisire familiarità con gli oggetti che vede. Poi a un certo punto in una casa ovviamente disabitata vede una scena d'amore in televisione e si commuove. Allora questa è stata un'anticipazione cinematografica di 35 anni fa, che è quanto mai attuale. Perché? Perché oggi si parla, ma le intelligenze artificiali di tipo generative, le macchine intelligenti, sono in grado di pensare, sono in grado di esprimere dei sentimenti, delle emozioni. Non a caso una delle grosse tematiche di ricerca a cavallo tra robotica, intelligenza artificiale e neuroscienze è quello delle cosiddette macchine senzienti, si dice sentient machine, cioè una macchina che apprende i comportamenti e poi è in grado di esprimere non solo un sorriso facciale, cioè creando empatia con l'interlocutore, ma anche un qualche cosa che posso codificare come sentimenti. Se invece scendiamo con i piedi per terra, la definizione in campo industriale del robot lo vede come una macchina in grado di svolgere dei compiti in maniera automatizzata per sostituire o migliorare il lavoro umano. E questo sposa perfettamente l'etimologia del termine, perché avete notato io dico robot, non robot. Non si capisce perché, per quale ragione spesso anche nei servizi televisivi, anche autorevoli giornalisti, anche a volte esperti di robotica, continuano con questa diciamo, pronuncia un po' francofona. No, perché robot deriva dallo slavo robota, che significa letteralmente, da un punto di vista etimologico, lavoro esecutivo, cioè una macchina che fa un lavoro per l'uomo. E fu introdotto nel 1920 in un dramma teatrale di un commediografo cecoslovacco, Tare Karel Čapek, in cui scrisse questa novella, in cui Rossum, questo artigiano, pensa di creare delle macchine, dei droidi, per cercare di rispondere agli ordini, perché non ce la faceva più a produrre quello che gli veniva ordinato. E questo è un breve excursus di quello che è stato da un lato il sogno dell'uomo, cioè quello di infondere la vita nei propri artefatti. Il primo esempio di automa lo si usa a far risalire a uno studioso arabo, tale Al-Jazari, che nel 1200, quindi con la tecnologia dell'epoca, crea un sistema automatico di pompaggio dell'acqua. Poi, via via, nel corso dei secoli sono stati diversi milestone. Chiaramente, da italiano, poi trovandoci insomma, qua in Milano, in Italia, non potevo non menzionare quel geniaccio di Leonardo da Vinci, architetto, artista, scrittore, ingegnere, di tutto di più, che nel 1500 realizzò un umanoide. Insomma, qua non era stata ancora inventata la corrente elettrica. Nel 1550 un medico francese per la prima volta impiantò una mano antropomorfa meccanica a un amputato, chiaramente con un'attuazione meccanica, perché non c'erano ancora possibilità di creare dei motori. Poi un aspetto che poi è stato toccato nell'incontro che avete avuto con un carissimo amico, un giovane talento italiano, Emanuele Micheli, che è stato qui la scorsa settimana o 2 settimane fa, non ricordo, infatti mi ha mandato un messaggio di anteprima, è l'aspetto dell'edutainment, cioè letteralmente il fatto di insegnare giocando, di imparare divertendosi. E nel 1750 dei fratelli svizzeri, fratelli Droz, realizzarono una sorta di bamboline robotizzate, potremmo chiamarli carillon banalmente, diremmo io da napoletano direi per far pazzia creature, cioè per far giocare i bambini, cioè l'aspetto ludico, che però per la robotica sociale è fondamentale, sono certo che se ne è parlato in questa sede. 1920 Robot Universali di Rossum. Questa è una foto che ho scattato all'Expo Mondiale di Aichi nel 2005 in Giappone, in cui si vede che qua siamo 20 anni fa, quindi la tecnologia non aveva ancora. Ora c'è proprio l'hype, cioè a Las Vegas sembra che sia venuta l'era dei robot umanoidi. Andiamoci piano sui robot umanoidi, insomma. Questa è una foto perché i giapponesi, da bravi shintoisti, credono che le macchine
per essere accettabili dagli esseri umani, devono avere un aspetto esteriore antropologico, antropomorfo o zoomorfo. E questo giustifica il fatto che, pur con i limiti di tecnologia di 30-40 anni fa, avessero realizzato dall'inizio non il braccio manipolatore oppure il carrellino mobile, ma dei robot di aspetto, diciamo, come l'essere umano oppure il cane robotico, la foca e così via. Questo è il sogno dell'uomo. Per una volta la lingua italiana si presta meglio a questo gioco dicotomico. Cosa voglio dire? Perché? Perché poi a un certo punto l'uomo ha sentito il bisogno. Quando io vado a fare una conferenza del genere in lingua inglese, dream and need non hanno lo stesso appeal di due termini sogno-bisogno, perché sembra quasi che il prefisso bisogno vada a replicare, a duplicare il sogno, mentre invece è esattamente l'opposto in questo gioco, diciamo, lessicale, no? Tra sogno e bisogno. Il bisogno si è presentato negli fine anni 50, inizio anni 60, quando io sono nato nel 59. Il 59 è l'anno in cui è stato realizzato il primo robot industriale dell'era moderna, e in cui viene stato utilizzato fondamentalmente per applicazioni tipo manifatturiere. Che cosa è avvenuto dopo un ventennio in cui questa tecnologia si è assestata a livello industriale? È come se idealmente i robot fossero usciti dalle fabbriche e sono stati utilizzati in tutti quei contesti dove l'intervento umano era o pericoloso, oppure dispendioso, o semplicemente inaccessibile. E l'apice della robotica per l'esplorazione, la field robotic, è senz'altro quello, il fatto dei rover che sono stati mandati sul suolo marziano per capire se in passato oppure in futuro ci possono essere le condizioni di vita. Nel ventennio del nuovo millennio si è sviluppata la cosiddetta robotica di servizio, cioè dei robot che non vengono utilizzati in fabbrica, non vengono utilizzati in ambienti esterni, in ambienti outdoors, ma vengono utilizzati fra di noi. Il robot aspirapolvere, che alcuni di voi sicuramente hanno a casa, è un primo esempio di un prodotto commerciale che è diventato una tecnologia pervasiva al pari di questi strumenti, nel senso che ora noi non facciamo più caso se io vengo a casa sua e c'è il robot aspirapolvere. Magari 10 anni fa faceva un certo effetto, ora è una tecnologia di tipo disappearing perché diventa ubiquitaria, no? Ce l'hanno un po' tutti. La sfida che la comunità di ricerca sulla quale si sta confrontando in questo ventennio nel cui siamo entrati, se il sogno di sviluppare una macchina che vogliamo chiamare, noi parliamo di PC, personal computer, possiamo sviluppare un personal robot? Forse sì. L'aspetto esteriore di questo personal robot è quello di un umanoide? E questa, insomma, è la sfida su cui ci stiamo confrontando. A livello scientifico, nella nostra comunità, la robotica viene definita come la connessione intelligente tra percezione e azione. Questi sono gli stessi meccanismi che guidano le nostre azioni di vita. Per chi ha studiato corsi di ingegneria informatica, automazione, oppure comunque conosce il principio del feedback, io ho sete, vado a localizzare, in questo caso la lattina, quindi uso dei dati visuali, poi uso anche dei dati di contatto e la mia esperienza mi dice che questa è una lattina di metallo e quindi devo esercitare un valore di forza appropriato, perché se premo troppo a un certo punto fuoriesce l'acqua. Okay? Quindi uso dei dati visuali, dei dati aptici, e poi c'è il movimento, c'è l'azione fisica, ed è proprio l'azione fisica a contraddistinguere che cosa intendiamo per sistema robotico. Quindi controllo, attuatori e sensori, e chiaramente il controllo è l'intelligenza che va a coordinare i movimenti attuati, in questo caso il braccio umano con le ossa, i muscoli, i tendini, oppure un sistema meccanico, e che sfrutta l'informazione sensoriale che diviene una percezione, cioè il dato sensoriale, il dato crudo e nudo sensoriale diviene una percezione nel momento in cui viene elaborato dal cervello. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Possiamo dare una definizione tout court dell'intelligenza artificiale come un computer, un algoritmo che è preposto a riprodurre il funzionamento e le logiche della mente umana. Quindi è chiaro che se facciamo questo confronto tra la definizione di robotica e la definizione di intelligenza artificiale, è tautologico dire che nell'intelligenza artificiale c'è l'intelligenza, ma c'è anche la percezione. L'ho detto prima, noi possiamo interagire con Siri, con Alexa, anche prima di ChatGPT, scambiamo dei testi, scambiamo delle immagini, scambiamo dei vocali, scambiamo dei video. Quindi la parte sensoriale c'è.
Questo è un primo esempio nel momento in cui voglio capire quali sono quei punti in comune tra robotica e intelligenza artificiale di forte contaminazione scientifica tra due comunità. I nostri amici neuroscienziati qualche anno fa hanno pubblicato su Nature un articolo molto interessante in cui hanno definito questo homunculus corticale. Che cos'è l'homunculus corticale? È una visione un po' parossistica dell'uomo, e la dimensione degli organi sensoriali dell'uomo è proporzionale all'importanza che questi organi sensoriali hanno per vivere, per fare tutte le azioni. Ora è chiaro che, diciamo, dei 5 sensi, lasciando un attimo da parte, diciamo, il gusto e l'olfatto, l'udito è importante, la vista pensiamo che è il senso più importante. In realtà questo homunculus ha 2 grosse manone, quasi a implicare che il senso del tatto è tanto importante quanto quello della vista. E allora la sfida che noi vogliamo affrontare in questa ricerca qual è? È quello, può essere sintetizzata da 2 parole topiche. L'intelligenza artificiale, potremmo parlare di cognizione, che è un qualcosa di più di intelligenza, perché la parola cognizione sottintende una consapevolezza dell'intelligenza, una consapevolezza della conoscenza. E dall'altro canto la manipolazione. Perché ci concentriamo sulla mano? Quasi a implicare che una macchina intelligente che noi chiamiamo robot debba avere una mano. In realtà non è, la mano è simbolica. Che cosa voglio dire? Pensiamo a un bambino, un neonato nei primi mesi di vita. Il neonato ha già interagito con la madre nel grembo, toccando il grembo, comunicando in maniera tattile, per contatto. Il neonato nasce, nei primi mesi di vita che cosa fa il neonato? Prende tutti gli oggetti e tende a portarli alla bocca. E i genitori si preoccupano, perché potrebbe inavvertitamente ingoiare una chiave, un oggetto piccolo, e potrebbe soffocare. Il livello di intelligenza di un neonato non è sviluppato come un bambino che inizia a gattonare, un bambino che a 1 anno poi riesce a assumere una posizione retta, riesce a camminare, un bambino che impara a parlare, impara a 3, 4 anni, 5 anni a leggere e a scrivere. Quindi che significa? Che il primo contatto con la realtà è quello attraverso il tatto. Il neonato tocca gli oggetti per acquisire queste informazioni. E questa è un qualche cosa che addirittura affonda prima di Cristo, al tempo dei grossi filosofi greci. Perché? Perché Aristotele era sostenitore di una teoria. L'uomo è l'essere vivente più intelligente al mondo e l'uomo usa i sensi per applicare la propria intelligenza. 70 anni prima di Aristotele era vissuto un altro filosofo. Noi robotici siamo molto anassagorici. Insomma, io poi, pur avendo fatto studi scientifici, sono sempre stato un grosso appassionato di filosofia, e gli aspetti epistemologici delle discipline scientifiche di cui mi occupo mi hanno sempre molto incuriosito. Anassagora era per il neonato. Anassagora sosteneva che l'uomo sviluppa la propria intelligenza attraverso i sensi, come avviene nel neonato che tocca tutti quanti gli oggetti. Quindi è chiaro che, diciamo, sviluppa la propria intelligenza, non ha ancora la capacità di andare a relare le varie informazioni e a fare un'azione compiuta. Si muove un pochettino, diciamo, tastando, toccando e così via. Questo significa che, oltre all'intelligenza neuronale, quella aristotelica, c'è un altro tipo di intelligenza che potremmo chiamare intelligenza corporale, intelligenza incorporata. Perché? E qua capite perché è stata scelta la mano, perché la forma della mano, con le dita, le falangi e quant'altro, è il top dell'intelligenza. I robot attuali hanno raggiunto uno stato della tecnologia, credo che se ne sia parlato per le braccia, paragonabile a quello dell'essere umano. Per la mano non ci siamo ancora, perché è estremamente difficile. Pensate solo alla miniaturizzazione dei motori per realizzare i 20 e passa gradi di libertà dei movimenti. Infatti si tende a realizzare delle mani di tipo minimalista, cioè avere 1 o 2 motori e che sia un rimando di tendini, di cavi a dare la forma. D'altra parte, se noi muoviamo la mano, è difficile, che dobbiamo veramente pensare intenzionalmente di muovere la singola falange, anzi è proprio difficile muovere la singola falange, perché la muoviamo in maniera, diciamo, e un neonato la muove benissimo. Perché? Perché riesce ad afferrare a 2 mesi, 3 mesi tutti quanti gli oggetti. E allora
Questa è una foto che risale a marzo 2024. Noi abbiamo ospitato il Forum Europeo della Robotica, qua siamo al Pala Congressi di Rimini e io presiedevo il consiglio scientifico. Alla mia sinistra c'è Massimo Cerofolini, giornalista RAI della redazione di Codice, Codex, Barbara Carfagna, e alla mia destra Monica Gambino, regista RAI. Vi faccio vedere questo breve estratto dalla puntata di Codex che ha trattato esattamente questo tema della intelligenza artificiale fisica, cioè qual è il punto di contatto tra la robotica e l'intelligenza artificiale. Robot e intelligenza artificiale. Da Palazzo Doria Pamphili, Codex racconta come tecnologie che abbiamo sempre vissuto come separate, assieme stanno cambiando la nostra vita e le nostre società. Per somigliare davvero a un essere umano, agli algoritmi come ChatGPT mancava una cosa: un corpo. Ci ha pensato questo umanoide a equipaggiare con gli attributi anatomici i nuovi software di intelligenza artificiale generativa, quelli cioè in grado di rispondere su tutto e dialogare con linguaggio naturale. Vedo una mela rossa al centro del tavolo, un cesto con piatti e tazze e te in piedi con la mano sul tavolo. Bene, posso avere qualcosa da mangiare? Ti do la mela perché è l'unica cosa commestibile sul tavolo. A lanciarlo un'azienda americana in erba, Figure AI, insieme a OpenAI, la compagnia guidata da Sam Altman che di ChatGPT è il padre. Si crea un connubio per sfruttare al meglio le capacità percettive e interattive di tecniche di intelligenza artificiale generative come ChatGPT. La sfida è quella di accompagnare la percezione con l'azione fisica. Il piatto sul tavolo con la tazza dovrebbero andare nello scolapiatti. Puoi metterceli? Of course. Non più calcolatori con pochi movimenti prestabiliti come i robot del passato, ma macchine che grazie all'intelligenza artificiale vivono con noi, parlano con noi, reagiscono e agiscono in modo spontaneo di fronte a compiti imprevisti, per cui non sono stati programmati, imparando da soli, sbagliando come facciamo noi. Si parla di ActGPT e questa è la naturale transizione dalle tecnologie dell'informazione alle tecnologie dell'interazione, in cui l'azione fisica per un robot gioca un ruolo rilevante. L'innesto dell'intelligenza artificiale nel corpaccione dei robot permette loro di coordinare squadre di intervento capaci di reagire a scenari inattesi, in totale autonomia. Eppure, malgrado robot da movimenti fluidi come Optimus di Elon Musk o spettacolari acrobazie come gli umanoidi di Boston Dynamics, l'era in cui avremo per casa repliche autosufficienti di noi stessi è ancora lontana. La sfida è quella di sviluppare un personal robot, un personal companion, però la cosa da capire è se questo debba avere l'aspetto di un androide, di un antropomorfo. Perché? Perché se pensiamo per esempio a un bipede, il bipede è una macchina difficile da avere in un ambiente, perché controllare la deambulazione e la stabilità di un bipede è cosa molto più ardua rispetto a un robot che per esempio ha una base mobile con ruote. Siamo probabilmente almeno a 20 anni di distanza dallo sviluppo di un umanoide che possa diventare un prodotto commerciale. Questo anche per sfatare, perché spesso, anche un giorno sì, un giorno no, sui giornali si parla, che siamo pronti a avere i robot umanoidi. Io da ingegnere non sono tanto sicuro, perché pensate a questo oggetto che cammina e va in giro. Un conto è l'aspirapolvere, un conto è un robot su 4 zampe, perché i cani robotici è già una tecnologia attuale, ma diverso, cioè l'uomo ci ha messo diversi centinaia di anni per evolvere e per assumere il comportamento. D'altronde noi stessi assumiamo delle posture. Se noi per esempio andiamo in montagna, non è che camminiamo spediti, utilizziamo i rampini oppure a volte ci arrampichiamo. Per cui cerchiamo di sfruttare queste forme dalla natura
di creare tutta una progressione di sviluppo di questa tecnologia che magari fra 20 anni, non lo so quando, io probabilmente non lo vedrò io, e così via, porterà allo sviluppo di robot umanoidi. Allora è chiaro che per dare corpo all'intelligenza artificiale bisogna preoccuparci del fatto che l'uomo deve stare a stretto contatto con la macchina. I video acrobatici che forse avete visto dei robot cinesi del Capodanno cinese, c'è una sincronizzazione con gli esseri umani, ma non c'è una vera e propria interazione stretta. Qua siamo un secolo fa, 1930, tempi moderni, Charlie Chaplin. Il povero Charlot è alienato perché oltre ad avere un turno in fabbrica di 8 ore e non può mai distrarsi perché sennò magari la pressa gli trancia il braccio, gli ingegneri pensano di alimentarlo con un sistema automatico durante la pausa pranzo. Ma è chiaro che qualcosa potrebbe andare storto e qua non abbiamo il problema del robot umanoide, è semplicemente il motore che gira troppo veloce. Gli ingegneri cercano di in qualche modo sistemare il baco, però insomma nella finzione scenica del film muto del 1930 finisce ovviamente a torta in faccia. Bene, lo anticipavo questo concetto nell'intervista con Cerofolini, in qualche modo stiamo vivendo una transizione dalle tecnologie dell'informazione che si sono sviluppate in questi 30 anni, potremmo dire, il primo personal 40, il tempo passa perché il primo personal computer, ma diciamo 35 anni, ma, insomma, quindi poi c'è stato internet, no? Quindi inizio anni 90, poi c'è stato quindi tutto, ogni azienda, ogni compagnia che si rispetta ha un IT manager, un esperto di tecnologie dell'informazione. Bene, assieme a un amico e un collega, Antonio Bicchi, dell'Università di Pisa, abbiamo pubblicato un commento su Nature 5 anni fa, nel 2021, in cui abbiamo caratterizzato questa nuova tecnologia che abbiamo chiamato tecnologia dell'interazione, in cui l'acronimo è intenzionalmente a 3 cifre, proprio per stressare l'importanza dell'azione fisica, nonché per distinguerlo da IT, perché information e interaction avrebbero la stessa iniziale, delle tecnologie dell'informazione. Chiaro che le tecnologie dell'informazione non possono fare a meno della comunicazione. Nelle città urbane e nei maggiori centri ormai questi oggetti vanno a 5G, cioè la tecnologia wireless di quinta generazione. Attualmente in Corea e in Cina è in corso di sviluppo la tecnologia 6G. Ora è chiaro che avremo la possibilità di trattare quantità di dati sempre maggiori, avremo una possibilità di un accesso alla rete molto più veloce, ma dal punto di vista della robotica e dell'intelligenza artificiale la caratteristica più importante è quella di avere. Il ritardo ci sarà sempre in un canale di comunicazione, sarà piccolo, ma ci sarà. La latenza, che è il termine tecnico del ritardo, può essere più o meno stabilizzata a valori costanti. E allora se facciamo questo, noi potremmo pensare di connettere su scala globale macchine e esseri umani. Durante l'emergenza pandemica abbiamo imparato lo smart working, però il physical smart working non c'è stato. Perché? Perché le persone non potevano spostarsi e io non potevo comandare una macchina a distanza. Abbiamo lavorato con testi, con immagini, con video e con vocali. Gli stessi dati che utilizziamo, per esempio, con ChatGPT. E allora noi siamo qua nel Future Ability District, si parla di abilità del futuro. Allora, in parallelo alla transizione dalle tecnologie dell'informazione alle tecnologie dell'interazione, noi stiamo vivendo un'altra transizione, che è quella della transizione dall'Internet delle cose, Internet of Things, dove i dati sono proprio quelli che ho detto, testi, vocali, video, immagini, all'Internet delle abilità, le skills. Le skills è il sinonimo di ability, no? Che sta nell'acronimo di STEP. E non è solo una sfida di sviluppare il cosiddetto gemello digitale. Il buon ingegnere realizza sempre un digital twin, un gemello digitale, perché io devo fare una simulazione se un sistema fisico funziona. Ma nel momento in cui voglio tener conto della fisica del sistema e della dimensione corporale del sistema che io vado a realizzare, corporale e metaforico, perché può essere anche un edificio, un ponte, una macchina, quello che si vuole, nel momento in cui tengo conto della dimensione fisica, gli americani sono molto bravi nel creare nei neologismi con la crasi di parole
invece di dire digital twin, physical digital twin, si parla ora di phygital twin. È chiaro che poi questi termini man mano entrano nel nostro lessico, perché noi diciamo monitorare, cliccare, whatsappare, instagrammare e così via. Non è ancora entrato nel lessico comune, però penso che con la dimensione fisica dell'intelligenza artificiale possa entrarci presto. Così come sono stato influenzato dalle letture adolescenziali di Isaac Asimov, altrettanto è avvenuto per i libri del maggiore scrittore italiano tradotto in lingua inglese, più noto in America che in Italia, Italo Calvino. Nel 2023 è ricorso il centenario della nascita di Italo Calvino, c'è stata una mostra bellissima allestita alle Scuderie del Quirinale a Roma, che ho avuto modo di visitare, molto bella. E questo è un estratto da 6 Memos for the Next Millennium. Sono 6 lezioni che lui ha tenuto in università americane prestigiose, e questa frase mi ha sempre colpito di uno dei libri che ho letto. Cioè, in effetti, è poco l'immaginario collettivo della realtà sociologica shintoista dei giapponesi. Cioè, se pensa a una macchina, la conoscenza, naturalmente, è una conoscenza umana e quindi di tipo antropomorfo. E allora che cosa è avvenuto? È avvenuto in questi ultimi anni, e quindi vengo al tema della salute, un forte connubio, una forte interazione tra noi tecnologi che ci occupiamo di ingegneria, di meccatronica e di robotica e coloro che si occupano di scienze della vita. Perché? Perché noi rappresentiamo una sorta di palestra, una sorta di, diciamo, laboratorio sperimentale dove testare le loro congetture metodologiche. Allo stesso tempo, però, noi riceviamo ispirazione dalla natura, per cui si è sviluppato il concetto della bionica. Io ho, dal momento che da giovane giocavo a calcio, ruppi, crociato, menisco e collaterale, feci l'intervento, poi ho iniziato a soffrire di artrosi precoce e poi ho dovuto fare le protesi, quindi io sono bionico a tutti gli effetti perché ho 2 ginocchi meccanici praticamente, no? E questo non è solo un fatto di protesi. Perché? Perché, lo vedremo un po' più avanti, possiamo utilizzare una tecnologia, possiamo avere dei robot che vengono indossati dall'essere umano. Quindi, rispetto al significato etimologico originale del termine robot, i robot non solo vanno a sostituire, a fare un qualcosa per l'uomo, però fanno anche qualcosa insieme all'uomo. Per cui possiamo trovarli negli ambienti più comuni, nelle case, negli ospedali, nei centri sociali. Li possiamo trovare, noi per esempio in Campania lavoriamo molto nel settore dell'agritech, per quanto riguarda, se ne parlava prima, diciamo, di un'agricoltura sostenibile, ridurre il rischio, ridurre l'uso di fertilizzanti e di pesticidi nella coltivazione delle viti, sviluppare dei sistemi robotici per il benessere degli animali. Perché? Perché chiaramente i caseifici bufalini che sono nel Cilento, il benessere delle vacche, delle bufale, ne va a vantaggio della qualità del prodotto, della qualità del latte e così via. Quindi, piuttosto che rimanere come sistemi isolati, come sono nati, perché i robot in fabbrica erano utilizzati in aree segmentate, separate dagli esseri umani, proprio per il pericolo che, diciamo, di contatto, i robot, invece, oltre a sostituirsi, sono destinati a migliorare la qualità della vita. Un altro aspetto importante, soprattutto per quanto riguarda la realtà europea della robotica e anche, diciamo, italiana, è quello dell'aspetto fisico, cioè l'aspetto esteriore. Ora lo vedrete più avanti in alcuni filmati, però mi preme anticipare questo. Il robot, per essere accettabile, deve avere un aspetto che crea empatia, che sia anche bello. Ora, anche con la tecnologia, il design, l'estetica, i criteri di simmetria, armonia e bellezza sono importanti, perché la gente compra Apple, l'iPhone o l'iPad oppure il Mac. Perché? Perché come design è più bello dell'Android. Io uso Android e Windows perché, essendo un ingegnere, devo avere il controllo a basso livello. Diciamo. Però indubbiamente il design è un qualcosa di importante nel proporre una tecnologia su scala ampia commerciale. A Rotterdam c'è il Museo di Arte Moderna e Matteo Cris era il curatore dell'EPO nel 2017 e io ho visitato questa mostra bellissima. Questo è il libro catalogo della mostra, in cui viene evidenziato il ruolo chiave del design per le tecnologie robotiche affinché possa diventare un oggetto, un qualche cosa che venga accettato. E qua non è detto che debba avere un aspetto antropomorfo, perché l'aspetto antropomorfo a un certo punto potrebbe anche, diciamo, essere angosciante.
Ora, entriamo nel vivo delle applicazioni tipo medicali. In questa carta tassonomica sono evidenziate 8 esempi di applicazioni, in campo medico di tecnologie robotiche. Che cosa emerge? Emerge il fatto che il robot non solo viene utilizzato al posto dell'essere umano per fare una certa operazione, ma abbiamo anche dei robot che possono essere introdotti nell'essere umano. Per esempio abbiamo, vado così a braccio, dei robot per fare una broncoscopia. Quindi sfruttiamo gli orifici del corpo umano su scala micro, oppure anche su scala nano, per quanto riguarda alcuni tipi di tecnologie. Oppure possiamo avere le protesi, possiamo avere gli esoscheletri, cioè i robot che si indossano. E quindi abbiamo un ventaglio di applicazioni in cui abbiamo una tecnologia al servizio dell'essere umano. Ora vi faccio vedere questo filmato che dura più o meno 4 minuti, in cui vi faccio fare un viaggio in quelle che a mio avviso sono state le applicazioni più, promettenti in campo medico delle tecnologie robotiche.
Quindi nella prima parte avete visto applicazioni, diciamo, di robot utilizzati per la chirurgia, o con strumenti più o meno destri, oppure per, diciamo, navigando nel corpo umano. Nella seconda parte invece avete visto tutto l'aspetto della riabilitazione. E allora, diciamo, due parole. Chirurgia sapete bene che viene dal greco, no? Viene dal greco chier, che significa mano, e keir, che significa mano, e ergon, che significa opera. Per cui, diciamo, il chirurgo è una sorta di macellaio del corpo umano, senza voler essere, diciamo, troppo prosaico. Cioè l'abilità manuale è fondamentale e questo cioè, si lega molto al neonato, cioè il neonato che tocca. Cioè, il chirurgo opera con degli strumenti e nella chirurgia aperta tocca, taglia, va a suturare e così via, e cerca di eliminare delle situazioni patologiche. Però a un certo punto la tecnologia è andata avanti, per cui si è passata dalla chirurgia open alla chirurgia minimamente invasiva. Qual è la differenza? Che invece di creare con procedure aperte, diciamo, delle grosse ferite per poter inserire le mani, per poter operare col bisturi, si creano dei forellini in cui vengono, diciamo, calati dei tubicini che si chiamano trocar, con, diciamo, delle specie di, come se fosse una sorta di mouse, una sorta di comando, e il chirurgo può comandare come se fosse una pinza, tagliare, con un tubicino vado a osservare. Io per esempio a dicembre ho avuto un intervento di ernia inguinale alle Molinetti a Torino e ho chiesto di essere operato in laparoscopia con l'anestesia globale. Perché devo avere uno squarcio? La mattina dopo alle 8 sono stato dimesso dall'ospedale, sono andato a fare una bella passeggiata al Parco del Valentino e ho pranzato fuori con mia moglie. Neanche, diciamo, praticamente 24 ore dopo l'intervento. Quindi se noi volessimo fare un paragone tra la chirurgia open e la chirurgia minimamente invasiva, chiaro che non è che è una tecnologia che si sostituisce al chirurgo, ma il chirurgo, grazie a questi strumenti, è in grado di operare in maniera più accurata. Il vantaggio fondamentale ne va a beneficio del paziente, sia per quanto riguarda il trauma, la degenza ospedaliera e, diciamo, il fatto di poi recuperare molto, molto più presto. E questa è la solita tabella in cui ci sono delle metriche opportune per vedere quali sono i punti forti e i punti deboli delle due tecnologie. Chiaro che nel momento, se ci concentriamo sulla seconda fascia, quella in azzurro, notiamo che per quanto riguarda la chirurgia minimamente invasiva, non è così immediata come mettere le mani proprio sull'organo. Perché? Perché io devo capire, devo sentire attraverso uno strumento. E comunque sento, perché lo strumento mi dà il contatto. È come se io, invece di afferrare con le mani la lattina, lo andassi ad afferrare con una pinza, per esempio. È la stessa cosa. Nel momento in cui noi vogliamo virtualizzare tutto e vogliamo operare con la chirurgia, diciamo, robotica dietro uno schermo, manca il senso del tatto. Quindi, nella chirurgia laparoscopica, vedete che il chirurgo comunque riesce a toccare. Tra l'altro, questa è una cosa che noi stiamo vedendo in questi anni. Perché? Perché sono arrivati a fare la specializzazione in chirurgia robotica i primi nativi del nuovo millennio, perché siamo nel 2026, ora ci sono gli specializzandi della chirurgia robotica. Questi sono ex bambini, sono, diciamo, i nativi digitali che sono cresciuti nell'era digitale. Io sono un boomer, siamo parecchi immigrati digitali. No? Ora è chiaro che il chirurgo di 40-50 anni che opera in laparoscopia oppure che opera in chirurgia robotica porta con sé tutto un bagaglio di esperienza. Cosa voglio dire? Il chirurgo che vede delle immagini di una risonanza, quegli organi che sono nelle immagini li ha toccati, o in open o attraverso la laparoscopia. I nativi digitali non li hanno mai toccati. Per cui non hanno quel senso pratico che viene proprio dalla manualità, dal senso di contatto. E allora, nel momento in cui vogliamo fare un paragone tra la prossima, cioè che poi è già status quo, è già attuale, tra laparoscopia e chirurgia robot assistita, il riferimento è sempre la chirurgia open, che è poi il modello, diciamo, da cercare di imitare, di avvicinarsi.
minimizzazione del dolore post-operatorio, tempi di recupero più brevi, riduzione di emorragie e, avevo dimenticato di dirlo, anche di rischio di infezioni, perché c'è comunque un minimo rischio di infezione. Se infezione, diciamo, per setticemia si può purtroppo morire. Il problema è che con la laparoscopia io attraverso questo strumento non ho la stessa manualità dei 20 e passa gradi di libertà della mano, per cui da un punto di vista anche ergonomico ho una ridotta capacità di manipolazione. Con la robotica poi in realtà è ancora peggio. Perché? Perché allo stato attuale non c'è nessun sistema robotico che sia in grado di dare la sensazione aptica di contatto tattile, dal greco aptikos, cioè la forza con cui devo stringere per prendere il bicchiere. E allora, quali sono però i vantaggi della chirurgia robotica? Sono vantaggi sia per quanto riguarda il chirurgo, sia per quanto riguarda il paziente. Perché? Perché per il chirurgo possiamo, grazie alla chirurgia robotica, con questi trocar, possiamo accedere a zone del corpo umano che sono difficilmente accessibili, a meno di non fare dei tagli profondi. Possiamo avere una perfetta visione dei reperti anatomici, tant'è vero la prostatectomia e l'isterectomia attualmente, il grosso delle operazioni nella maggioranza degli ospedali del mondo, almeno dei paesi sviluppati, si fa ora con la chirurgia robotica. Perché? Perché il chirurgo vede in alta definizione, con una visione stereoscopica e con un senso di immersione nella scena, per cui è chiaro che nel rescindere parte della prostata si evita tranquillamente di andare a rescindere, i nervi che potrebbero portare poi dei danni, no? Sulla minzione e su altre cose, insomma. Precisione durante la demolizione e ricostruzione e precisione nella configurazione e nell'accuratezza del movimento chirurgico, ma anche per il paziente, perché il recupero è più rapido, è meno doloroso, cicatrici più piccole. E questo comunque io non li vedo neanche tra i buchini che ho. Uno ovviamente è l'ombelico, gli altri due sono praticamente invisibili. Massima precisione con visione 3D, meno rischi di infezione, minore necessità di trasfusioni, ospedalizzazione più breve. In questa timeline si vede, ora, il leader nel mercato fino al 2016 è stata una casa californiana che è a Sunnyvale, siamo sempre nella Silicon Valley, quindi in California, che è la Intuitive Surgical. Il sistema Da Vinci, non a caso l'hanno chiamato Da Vinci, è il sistema più sviluppato per la chirurgia robotica. Pensate che l'Italia è il secondo paese al mondo col maggior numero di robot Da Vinci nelle sale ospedaliere, più della Germania, che ha una popolazione quasi doppia rispetto all'Italia. Però il sistema tedesco della sanità funziona un po' meglio, perché pur avendo meno Da Vinci, il numero di operazioni fatte con la chirurgia robotica è decisamente maggiore rispetto al numero di operazioni fatte in Italia. Quindi, come al solito, siamo carenti poi sulla parte di sistema, sulla parte strutturale, però ovviamente siamo coscienti di queste cose. La cosa importante è che qualche anno fa, per cercare di ridurre l'invasività, la Intuitive ha sviluppato una nuova macchina che si chiama SP, che sta per Single Port. Invece di avere i 3-4 bracci con i trocar, tutto viene integrato, il bisturi, la telecamera e la pinzetta che serve poi per rimuovere parti di tessuto che uno va a tagliare e anche l'ago per la sutura, è tutto integrato in un solo canale, come se fosse una manina, diciamo così, invece di avere più mani. Ecco, insomma, quindi questo è stato sicuramente un cambio di paradigma. E questo è l'aspetto tipico della sala operatoria. Quindi il chirurgo opera in condizioni ergonomicamente molto più rilassate, dietro una console. E ci sono gli strumentisti vicino al paziente sul tavolo operatorio che lo assistono e il chirurgo, ovviamente il chirurgo addestrato. E vi dico che quando facciamo i test, i nativi digitali sono molto più bravi dei boomer. Cioè io ho provato a fare il test, ora più o meno ho imparato anch'io a utilizzarlo, ma le prime volte in cui ho fatto il test, io ho portato i miei figli su al policlinico quando erano più piccoli, a fare il test, sono molto più bravi, perché loro sono cresciuti nel tempo della PlayStation. Io da piccolo giocavo a Subbuteo, non giocavo alla PlayStation, avevo un'abilità manuale diversa rispetto alla PlayStation. E questa, insomma, è questa è una delle sale operatorie, credo, proprio del policlinico, no? Cioè, giusto per far vedere che, diciamo, lo scenario cambia.
Ora spero di non, diciamo, di non essere, che voi non vi impressionate, questa è una tipica operazione, credo che sia una adrenalectomia se ricordo bene, e, insomma, che viene fatta in cui vedete che vedo talmente chiaro e talmente nitido che ovviamente è come se avessi una lente di ingrandimento, tra l'altro con un sistema di visione stereoscopico, per cui effettivamente posso fare, attenzione però, che cosa fa la tecnologia? Cioè non è che si sostituisce al chirurgo, è un po' come una macchina di Formula 1. Un conto se la guida Kimi Antonelli, la macchina è buona, Kimi Antonelli è c'è poi il chirurgo più bravo. Qualche anno fa abbiamo invitato a Napoli, in un convegno internazionale sulla chirurgia generale, Pier Cristoforo Giulianotti, uno dei 10 chirurghi robotici top al mondo, University of Illinois Chicago, italiano di Livorno, che ha scelto di crescere professionalmente negli Stati Uniti. Ha fatto vedere un intervento di chirurgia alle vie biliari. Le vie biliari, quindi anche per rimuovere delle masse cancerose al pancreas, il cancro pancreatico è il peggiore killer purtroppo, diciamo, alle vie biliari, con una precisione al di sotto del millimetro, che è il tipico valore della precisione del sistema Da Vinci. È come una macchina di Formula 1 guidata da un pilota di Formula 1. Però è chiaro che la tecnologia che cosa fa? Aumenta il livello. Cioè nel senso che il chirurgo stanco, il chirurgo meno bravo, il chirurgo, diciamo, lo specializzando, può avvantaggiarsi la tecnologia perché la tecnologia lo aiuta a fare meglio rispetto a che lo dovesse fare con le sue mani, con la sua abilità, non avendo ancora l'abilità, insomma. Un punto molto importante che poi si è presentato anche con l'emergenza pandemica è quello del training, cioè come insegnare ai chirurghi, agli specializzandi, a utilizzare questo sistema e come cercare di fare delle operazioni che prevedono il taglio, la sutura, avvalendosi solo di immagini, cioè senza la possibilità di toccare. Non è assolutamente facile. Però, diciamo, la speranza qual è? È che da un lato è vero che i nativi digitali non hanno questa sensazione tattile, diciamo, di un po' meccanica, diciamo, della tecnologia, perché sono nati nell'era digitale, però dall'altro hanno molta più dimestichezza e un livello di intuitività. Diciamo, un nativo digitale che prende uno smartphone, senza sapere se è un Android o un iPhone, inizia a utilizzarlo. Noi magari ci mettiamo un pochettino più tempo, no? Oppure magari chiediamo a ChatGPT come si usa, insomma. Dicevo, durante la pandemia, noi abbiamo sviluppato questo progetto molto interessante con un grant della Intuitive, in cui abbiamo utilizzato la rete affidabile del 5G per fare il training a distanza. Notizia dell'altro giorno, credo che fosse proprio qua a Milano, se ricordo bene, un chirurgo ha operato insieme a un suo collega cinese un paziente che stava a Pechino, facendo un'operazione semplice, però a distanza, sfruttando il protocollo della rete. Perché? Perché hanno creato una rete dedicata che potesse garantire una latenza pressoché costante. Perché se io faccio un'azione a distanza, un taglio, non mi basta vederlo, perché l'immagine è comunque ritardata. Quindi ci sono delle tecniche che si chiamano controllo predittivo, che utilizzano anche l'intelligenza artificiale, che sono in grado di precompensare il movimento del chirurgo e di far sì che a destinazione avvenga il movimento come se avvenisse in tempo reale, quasi, diciamo, una virtualizzazione. L'ultimo punto che voglio, prima di lasciare spazio alle domande, l'ho menzionato, il cancro colorettale. Bene, con dei colleghi, degli amici, qualche anno fa, allora dovete sapere che il cancro colorettale, spero di non, diciamo, intristirvi, di non farvi preoccupare. Mia moglie dice che io sono, diciamo, ipocondriaco, in realtà da buon ingegnere credo nella prevenzione. Per cui, diciamo, ho fatto già l'anno prossimo di nuovo ogni 5 anni controllo colonoscopico e gastroscopico, va fatto, insomma. Bene, in Europa i dati sono preoccupanti del cancro colorettale, perché nel 2020, quando noi abbiamo iniziato a lavorare quest'idea, c'erano 600.000 casi di cancro colorettale e 300.000 morti, quindi un tasso di mortalità del 50%, che è inaccettabile, visto il cancro al colon, è paragonabile al cancro alla mammella, al cancro alla prostata. Quindi c'è un piccolo tasso di mortalità, però il problema è diagnosticarlo in tempo. Perché è così mortale? Perché purtroppo solo il 20% delle persone a rischio sopra i 50 anni si sottopongono alla colonoscopia in maniera sistematica, per cui viene scoperto troppo tardi e non si riesce a intervenire. Bene, assieme a 3 colleghi, 3 amici, Alberto Arezzo,
chirurgo alle Molinette, Università di Torino, nonché presidente della Società Europea di Chirurghi Endoscopici, un'eccellenza che abbiamo in Italia, insieme a Kaspar Althofer, esperto di robotica soffice, quindi diciamo di robotica letteralmente gonfiabile. Poi vi farò vedere un video che mostra questo concetto in maniera chiara, qui Mary, University of London, e Sébastien Urselin, che è un esperto di intelligenza artificiale e immagini mediche, che è al King's College a Londra. La cosa curiosa è che nessuno dei due è inglese, i nomi lo rivelano, Althofer è tedesco e Urselin è francese. Abbiamo fatto questa sfida e il nostro progetto è stato finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca con un Synergy Grant. I Synergy Grant sono i grant più prestigiosi che abbiamo in Europa. Pensate che quando si prende un grant dell'ERC, tipicamente si ha una promozione in campo universitario, cioè se da ricercatore si diventa associato, da associato si diventa ordinario. Io ho preso 2 grant, però ero diventato ordinario giovane, quindi non mi sono potuto avvantaggiare di questo, del bonus praticamente. Bene, e questa è stata l'unica proposta finanziata nel campo robotico nella call del 2012. Tra l'altro poi io ho saputo da un officer scientifica del Consiglio Europeo della Ricerca che hanno finanziato 34 proposte su non so quante migliaia di proposte in tutti i settori, non solo in campo tecnologico. Ci sono progetti, diciamo, di discipline umanistiche e così via. In 34 ed è stata l'unica nel settore robotico e pare che sia stata la prima delle 34. E questo secondo me è stato, al di là, non cambia niente da un punto di vista del finanziamento, perché sempre 10 milioni di euro si hanno, insomma. Però cambia nel fatto che la percezione, la sensibilità a livello del Consiglio Europeo della Ricerca verso questo tipo di problema. Qua abbiamo il nostro paziente che è sul tavolo operatorio, pronto per una colonoscopia. Però, a differenza della colonoscopia convenzionale, invece di introdurre quel tubo di gomma che ha un diametro, credo, di 15-16 mm, viene prima introdotto un robot gonfiabile, un robot a versione. Cioè noi andiamo a pompare dell'aria, questa è l'idea originale, e creiamo una sorta di condotto che aderisce perfettamente alle pareti del colon. Possiamo eventualmente pulire il colon da feci residue, si fa la preparazione, la purga, no? Il giorno prima, che è molto fastidiosa e così via, e poi c'è una capsula robotica che abbiamo già brevettato, che stiamo sensorizzando e stiamo attrezzando con un microrobot che possa da un lato andare a diagnosticare il polipo, quindi fare la parte di imaging, la parte diagnostica, e contestualmente la parte chirurgica. È un'operazione di tipo teranostico. Come si fa? Nel momento in cui è individuato questo polipo sospetto, noi abbiamo un gradiente di pressione negativa per tirare il polipo all'interno dello scenario operatorio. Questa è la nostra capsula robotica. Ovviamente abbiamo la visione stereoscopica, come nella convenzionale colonoscopia, e abbiamo un sensore a ultrasuoni che sfrutta anche una tecnica originale che abbiamo sviluppato di endomicroscopia di tipo fotoacustico. Perché? Perché un conto se il polipo è l'escrescenza, per cui il bravo endoscopista riesce anche a strozzarlo e a scinderlo, ma tipicamente a volte gli adenomi sono piatti, allora uno deve sapere come tagliare e a che profondità tagliare. Quindi una volta che viene diagnosticato il polipo, viene questo sistema di microrobot, in questo video, in questo rendering, in questa tecnologia. Il progetto ora è attivo da quasi 2 anni, terminale nel 2030. Noi abbiamo la possibilità di evitare di prendere il campione bioptico, di fare l'analisi patologica e poi di decidere che cosa fare in open o in laparo oppure con una colonoscopia. Il vantaggio qual è? È che la tecnologia è meno invasiva e quindi dovrebbe invogliare i soggetti a rischio a sottoporsi anche con la prospettiva di avere una analisi di tipo risolutivo. Cioè, se io aumento il rate delle persone che si sottopongono a questa colonoscopia, probabilmente intercetto il polipo quando è ancora uno stadio basso e allora è trattabile chirurgicamente anche con questa tecnica, e evitare che nello strozzare il polipo in maniera rudimentale, come si fa con la convenzionale colonoscopia, purtroppo i margini oncologici sono sicuri solo al 50%, mentre invece io devo essere sicuro che nei 40 minuti, nei 45 minuti della colonoscopia riesco a risolvere. Questo, insomma, è il sistema che illustra quello che stiamo sviluppando. Nell'ultimo anno del progetto faremo dei test su volontari in situ, in vivo.
Infatti abbiamo dovuto assolvere al protocollo etico della Commissione europea, perché utilizzando tecnologie avanzate che utilizzano anche algoritmi di intelligenza artificiale, abbiamo speso 4-5 mesi di carteggio con un documento. Abbiamo un protocollo per fare questi test. Prima facciamo test su cadavere, su animali non tanto, perché non c'è nessun animale. Anche il macaco, il maiale, il colon non ha la complessità del colon umano. Quindi faremo inizialmente nel 5º anno del progetto faremo sperimentazione su cadavere e poi nell'ultimo anno faremo sperimentazione, su volontari. Ancora 2 parole prima di andare verso la fine per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e poi l'aspetto della riabilitazione. Anche per l'assistenza sanitaria è possibile utilizzare tecnologie robotiche per quanto riguarda l'aspetto logistico. Cosa voglio dire? Chiaro che nel momento in cui pensiamo a un ospedale, no? Se io vado a informatizzare e automatizzare tutto, ho la possibilità di garantire che il ricovero e il decorso ospedaliero sia tutto monitorato. E questo devo dire che avviene. Tra l'altro, nel caso dell'emergenza pandemica, è stato possibile anche interagire, no? Attraverso le video call con i pazienti ricoverati, per esempio, negli ambienti così. Un'importanza fondamentale nell'interazione con gli esseri umani, questo l'ho menzionato già prima, è l'aspetto del robot che può generare più o meno empatia. Un filosofo giapponese, Masahiro Mori, nel 2012, ha presentato questo concetto molto intrigante, che è il concetto della valle perturbante, Uncanny Valley. Cioè, in questa corsa noi stiamo realizzando in questi 30-40 anni delle macchine che sembrano sempre più somiglianti agli esseri umani oppure agli animali. Potrebbe venire un momento, ora noi ne siamo coscienti perché siamo immigrati digitali, ma un bambino che nasce oggi, nel 2026, fra 20 anni, potrebbe trovarsi di fronte a una situazione in cui non riesce a distinguere un robot da un essere umano, un robot da un animale. E allora potrebbe esserci questa valle dello sconforto. C'è un film bellissimo, Ex Machina, che secondo me è il film di fantascienza più bello. A un certo punto l'interlocutore interagisce con questa persona e non è sicuro se è una persona a un certo punto gli fa un taglio per vedere se esce il sangue, perché non si capiva se, chiaramente la finzione cinematografica. Bene, non è a caso che in Europa è nata una tecnologia che favorisce l'empatia. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a questo oggetto qua. Ora si vedrà nel filmato. Ci sono dei robot che sono stati realizzati da una casa francese che si chiama Enchanted Tools. E la prima volta che mi hanno approcciato, io pensavo che fosse una cosa un po' fumettistica, perché letteralmente significa strumenti che incantano. E ho visto una specie di disegnino, un fumetto. Poi in realtà ho capito la scelta che era stata fatta nel design. Perché? Perché è un robot che intenzionalmente non ha l'aspetto né di un essere umano né di un animale. Ed è voluto. Perché? Perché deve essere chiaramente distinguibile. Perché noi stiamo andando verso un tipo di società in cui queste macchine saranno fra di noi. E allora deve essere chiaramente identificabile. Questo robot ha la testa di un cerbiatto, di un Bambi, ha un corpo come se fosse un bambino perché è alto 1,40 m e poi invece di avere le gambe, che è complicatissimo, e invece di avere le ruote, è un ballbot, ha una sfera. Un po' come, c'era il pompon da piccolino che io se andavo in spiaggia, infatti così, però ha una sfera e con un girello perché sennò ovviamente sarebbe sempre instabile, no? Quindi è autobilanciante chiaramente, per cui io lo posso spostare e me lo posso portare in giro. Io qua sono nel loro laboratorio e Faras, che è il capo del gruppo tecnico che ha sviluppato questo robot, aveva appena chiesto al robot, io ho filmato insomma col mio smartphone, stavo là, aveva appena chiesto se conosceva qualche robotico italiano. Ovviamente c'è tutta l'intelligenza, credo che utilizzasse Gemini come, infatti loro hanno fatto un protocollo insomma, insieme a Microsoft con questa tecnologia. Yes. I know some famous Italian roboticists like Bruno Siciliano. There you go. Is that recording or No, it's not. it's on? Questo robot muove le orecchie. Sembra un gadget, in realtà non lo è. Pochi esseri umani sono in grado di muovere le orecchie.
In napoletano c'è un'espressione dialettale che se io voglio catturare la vostra attenzione, sapete come si dice in napoletana? A pizzerrecchie. Cioè letteralmente significa fai attenzione a quello che dico. Nell'interazione, tra l'altro, essendo un ballbot, questo robot, un po' come diciamo noi italiani, forse i napoletani un po' di più, si muove sempre. I robot che avete visto nel filmato, quando non interagiscono, sembrano morti. E questo non crea lo stesso livello di empatia nell'interlocutore. Nel filmato avete visto dei robot piccolini e una bambina, quella bambina soffre di autismo, per cui il robot è stato provato che può curare clinicamente queste forme di autismo. Perché? Perché riesce a far aprire la bambina, il bambino che soffre di autismo e che ha paura di confrontarsi con un essere umano di un livello di intelligenza superiore. E qua si vede che posso portare Miroca in giro ed è, cioè, capite che per me questo è molto più affascinante rispetto all'umanoide che fa le capriole. Perché? Perché ha un utilizzo pratico che può essere, diciamo, è ancora un robot che costa abbastanza, però per farvi vedere, per farvi, diciamo, percepire appieno la potenzialità di avere un robot companion di questo tipo, vi faccio vedere. Questo è il mese scorso all'ospedale di Montpellier. Miroki, c'est mon meilleur ami. Bambino in cura oncologica. Incrémentale de l'innovation. Tout d'abord par l'innovation technologique, évidemment, avec tout ce qui est radiologie, radiothérapie, avec bien entendu l'intégration de l'intelligence artificielle. Depuis environ 3-4 ans, cette innovation a été transposée à l'approche du malade avec une intégration de modules d'intelligence artificielle. On a identifié des zones où l'humain ne pouvait pas être présent. Et Miroki a trouvé toute sa place pendant les séances de traitement de radiothérapie. On a donc des enfants qui viennent en radiothérapie tous les jours avec un traitement qui se fait donc du lundi au vendredi pendant 1 à 2 mois. Ces enfants, ils sont dans une pièce qui est fermée et pour la première fois dans tout son parcours de soins, il est seul dans la pièce. C'était souvent très très anxiogène. On s'est dit d'emblée, on ne veut pas remplacer l'homme par l'humanoïde. Donc l'idée, ça a été de mettre un robot pour accompagner l'enfant là où l'humain ne pouvait pas aller. Miroki a 3 grandes fonctionnalités. Il peut se déplacer de manière autonome, il peut déplacer des objets, mais surtout, il peut interagir. L'objet de ce projet, c'est de montrer que le robot peut enchanter et apporter de la douceur et du divertissement dans des moments qui peuvent être très durs pour les soignants, pour les enfants et pour leur famille. Quand j'arrive, je le vois, je discute un peu avec lui et après je vais faire les soins. Le robot apporte une présence, certes technologique, mais il a vraiment ce truc de « je suis là ». Et rien que ça suffit à dire à l'enfant « je ne suis pas seul, je ne me sens pas seul ». Des fois, il me raconte des histoires, des fois, il me fait des petites devinettes, il me raconte plein de petites choses. Et moi aussi. Il est fondamental d'avoir un LLM performant parce que ça va vraiment déterminer la qualité de l'interaction entre le robot, le patient, le staff ou les familles. On a choisi Microsoft Azure et Azure. Quindi avete visto come, diciamo, quello che sembrava un gadget, sembrava quasi un pupazzo, in realtà ha una applicazione, diciamo, da un punto di vista proprio della robotica sociale, quindi per il benessere del bambino che deve sottoporsi a cure radioterapiche avendo una patologia di tipo oncologico. Altrettanto nel campo della riabilitazione. Qua vedete, diciamo, delle protesi, vedete dei robot che si indossano e sui robot che si indossano avete visto anche nel filmato a un certo punto dei trasportatori, dei facchini, che utilizzano un esoscheletro fatto in Italia, che è il MATE, che è fatto da Comau, e io da italiano sono orgoglioso perché sono stato convocato dal gruppo del Golden Power a Palazzo Chigi, settembre 2024, perché? Perché Stellantis ha venduto poi Comau a un gruppo americano, One Equity, e quindi c'è il rischio che con Comau tecnologie high-tech, tipo quella della Juvo, che realizza questo esoscheletro che poi viene commercializzato da Comau, andassero, diciamo, all'estero, in America. Noi purtroppo in Europa stiamo soffrendo una sorta di effetto sandwich tra la mentalità spregiudicata imprenditoriale, con dei round di investimento molto elevati, con capitali non comparabili con gli investimenti fatti in Europa,
che è ancora più acutizzata poi nell'era trumpiana, e dall'altro un'azione governativa cinese che ha investito miliardi e miliardi di dollari nello sviluppare il concetto dell'intelligenza artificiale fisica. I ricercatori cinesi, io solo nel mio laboratorio negli ultimi 4-5 anni ho ospitato almeno 15 professori, professori, ricercatori, studenti di dottorato completamente spesati dal governo cinese. Perché? Perché ovviamente loro hanno capito che si possono, diciamo, appropriare di know-how. Chiaramente, e devo dire che la qualità è decisamente salita, non solo parlano perfettamente inglese, ma per quanto competono con i nostri ricercatori più bravi. Quindi queste sono tutte applicazioni. Chiunque deve fare un lavoro fisico, quindi un lavoro manuale, ma anche uno degli strumentisti in sala operatoria può avvantaggiarsi. Qualche settimana fa ero dal barbiere e allora gli argomenti al barbiere sono o il calcio, io sono napoletano, sono tifoso del Napoli, nel senso ovviamente diciamo tifo identitario per quanto mi riguarda, oppure si parla di robot perché sanno che mi interessa. Io l'ho buttata là, ho detto ma sicuramente ci sarà un esoscheletro per barbieri, io non lo sapevo. Abbiamo consultato su Google, se voi vedete esoscheletro per barbiere, è una cosa che costa 3.000 euro. Pazzesco. E perché? Perché il parrucchiere sta 10-12 ore in piedi a fare un lavoro manuale. Quindi questa è chiaramente una tecnologia che è benefica. Vado a chiudere con qualche considerazione più di taglio umanistico, perché è stato qui Emanuele Micheli e assieme noi abbiamo vissuto questa grossa avventura della scuola di robotica genovese che ha portato la robotica nelle scuole. E qua mi piace ricordare una carissima amica, Fiorella Operto, che per anni è stata la presidente della scuola di robotica, filosofa della scienza italiana, che purtroppo ci ha lasciato il mese scorso per un cancro colorettale e che noi il 17 luglio andremo a ricordare in un momento, diciamo così. E Fiorella, insieme a Gianmarco Verugio, ricercatore del CNR che ha portato il sistema robotico che sviluppò all'epoca in Antartica con la missione italiana, hanno contribuito a introdurre il concetto della etica in coloro che progettano, realizzano e utilizzano tecnologie robotiche. Per la prima volta si è parlato di roboetica in un simposio che tenemmo a Villa Nobel a Sanremo, in cui sensibilizzammo la comunità scientifica su queste tematiche. E non a caso ci sono queste tematiche che vanno sotto l'acronimo della professione inglese ELS, che sta per etiche, in italiano diremmo giuridiche, però la L sta per legal, sociali ed economiche, per il progetto, la realizzazione e l'impiego dei robot. Per cui nel momento in cui ci allarghiamo il discorso, non è una discussione tra tecnofili e tecnofobi, ma è di analizzare gli aspetti etici di questa tecnologia sotto la lente dei concetti di equità, merito, uguaglianza, libertà e privacy. Nel 2020 io ho avuto l'onore di scrivere la voce enciclopedica per la Treccani. La Treccani è il maggiore dizionario, tutti quanti, io da piccolino avevo la Treccani fisica a casa e la mia famiglia si era indebitata per comprare la Treccani, no? Insomma, diciamo, era così. Io ho scritto la voce enciclopedica nell'Atlante Geografico Treccani, ora viene pubblicato online, esattamente nel 2020, e l'incipit della voce enciclopedica in 550 parole che ho scritto non poteva non venire ovviamente da Leonardo da Vinci. Possiamo leggere assieme il paragrafo finale. Qua siamo nel 2020, a distanza di 100 anni, esattamente da Karel Čapek, 1920, dall'ingresso della parola robot nel nostro lessico, la sfida e allo stesso tempo l'opportunità che il mondo della ricerca dovrà rappresentare è relativa a futuri scenari in cui la robotica diventerà un mezzo interattivo, quindi tecnologie dell'interazione, per contribuire a migliorare le condizioni di vita. In questa visione la rivoluzione dei robot potrà aiutarci a riaffermare la caratteristica meno artificiale del nostro mondo, la nostra umanità. Sembra quasi un ossimoro, ma è grazie all'intelligenza artificiale, grazie alla robotica, se noi affidiamo parte delle nostre azioni di vita, c'è una parte di routine che le macchine possono fare meglio. È comodo avere il traduttore, è comodo avere il navigatore. Perché? Perché viviamo meglio, lavoriamo, è tutto più facile. Quindi affidiamo la tecnologia. Io ho provato l'auto autonoma a San Francisco 2 anni fa, Waymo, no? E insomma, è una cosa, all'inizio, le prime 2 corse, è forse una delle cose più eclatanti che ho fatto, più bello di qualunque montagna russa, di qualunque simulatore. È una cosa, perché? Perché il traffico reale. No?
Quindi affidiamo la tecnologia. Quindi se noi affidiamo alle macchine quella parte, diciamo, che le macchine possono fare meglio degli esseri umani, guadagniamo tempo per esprimere al meglio la nostra intelligenza naturale, la nostra umanità, con la creatività, con la fede, con i sentimenti, con diciamo, tutto ciò che riguarda il contesto antropologico dell'uomo. E non a caso un caro amico, collega, Matt Mason, che è professore emerito alla Carnegie Mellon University, ha un blog molto carino che se siete interessati basta che fate Matt Mason blog robotics, e addirittura ha lanciato una grossa provocazione. Questo è un blog che ha pubblicato, credo, quest'anno, non mi ricordo se è febbraio o marzo, quindi è veramente recente. In realtà, a fronte di questa grossa accelerazione tecnologica, noi potremmo star vivendo inconsapevolmente una grossa rivoluzione scientifica. Qua si parla di scienza, di cultura, cioè non del progresso della tecnologia. Guardando indietro, le due rivoluzioni scientifiche più importanti sono quella dei pianeti, cioè la rivoluzione di Copernico, quindi 500 anni fa, e la rivoluzione darwiniana, cioè sulle specie, di più o meno 1800, metà del XIX secolo. Matt Mason ha, diciamo, la sua congettura che potremmo star vivendo una rivoluzione scientifica numero 3 con AI, con l'intelligenza artificiale e la robotica. Cioè, potremmo, probabilmente non lo vivremo noi, nel senso che attualmente ci sono ancora i terrapiattisti, pur essendoci stata la rivoluzione di Copernico 500 anni fa, no? Diciamo, quindi, diciamo, a distanza, proiettiamoci fra 100 anni, può darsi che questi momenti saranno ricordati come un mondo in cui non siamo più gli unici agenti intelligenti dell'universo, ma l'intelligenza potrà essere un qualcosa di distribuito tra macchine ed esseri umani. Questo può essere un concetto pauroso, un concetto alienante, però diciamo, i vantaggi che poi l'intelligenza artificiale, la robotica, la tecnologia che può procurare al progresso dell'uomo sono, a mio avviso, sicuramente maggiori di questo rischio. Ed è proprio per questo che, secondo me, il ruolo dell'Europa e dell'Italia in particolare è quello di vedere sempre, non a caso l'enciclica, io sono stato intervistato di recente sull'enciclica papale, non a caso la prima enciclica che Leone XIV ha fatto è esattamente sulla tecnologia, andando ad affermare il ruolo centrale dell'uomo nella tecnologia, l'individuo. Una volta si diceva che nella Silicon Valley si innovava, i cinesi replicavano e gli europei regolamentavano. Non è più tanto così. Primo perché c'è una realtà tecnologica europea e italiana in questo settore di primo livello. Gli stessi cinesi non copiano più, perché tutte le macchine che loro stanno realizzando sono tutte quante aperte. Cioè non è che nascondono, perché? Perché si vogliono confrontare con una realtà globale. Io vi ringrazio, diciamo, non ho presentato il mio gruppo, però insomma in qualche modo da italiano ne sono un pochettino orgoglioso perché siamo un manipolo di 40 ricercatori, di cui 9 strutturati, 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori, e un nugolo di assegnisti, dottorandi e collaboratori, diciamo, sia amministrativi che tecnici. Abbiamo preso in realtà più di 25 progetti di ricerca europeo, tra cui 2 grant IRC, e nel nostro gruppo abbiamo avuto finanziamenti medi negli ultimi 15 anni di 1.400.000 euro all'anno, che è una cifra ragguardevole. Ogni euro è sudato, nel senso di finanziamenti, diciamo, pubblici. E oltre al gruppo storico, al gruppo Prisma, siamo attivi nell'ambito di un centro interdipartimentale, Icaros, per le ricerche avanzate nel campo della chirurgia robotica, e poi ci sono 2 dei ragazzi che hanno creato 2 start-up di successo. Una è Neobotics, che fa sistemi di ispezione e manutenzione, tipo i droni, per l'ispezione e manutenzione delle infrastrutture civili. Pensiamo per esempio alla tragedia del Ponte Morandi 8 anni fa, anche per mancanza di ispezione e manutenzione sistematica, e per i grossi impianti industriali, mentre invece iRobots fa questi nuovi robot di tipo soffice che si vanno, cioè in tipo di ispirazione, tipo un lombrico, tipo un verme, che insomma è questa nuova tecnologia. Io avevo un video, però lo salterei perché credo di aver sforato ampiamente i tempi, vorrei lasciare un pochettino di spazio alle domande e quindi salto il video, eventualmente posso lasciare la presentazione e qualcuno, se la volete rendere pubblica, e concludo con quello che è un po' il mio
mantra inspiration di natura matematica, ingegneristica, perché sapete bene che il gradiente è la derivata di una funzione di più variabili, ok? Bene, le variabili sono le variabili della vita. Io nel 2002 ho coniato questa cosa, ora vengo citato per questa cosa. In realtà mantenere il gradiente significa sempre andare a vedere quali sono le implicazioni di quello che noi stiamo sviluppando con la ricerca, mantenendo sempre un atteggiamento positivo, perché ci sono due direzioni del gradiente, quella positiva e quella negativa. Ovviamente io sono per quella positiva, vi ringrazio. Bevo un po' d'acqua.